Il 28 novembre del 1948 il Consiglio Comunale di Rapallo decise di inserire nello stemma del comune la lettera M, iniziale del nome di Maria, quale segno del legame fra la città e la patrona, venerata sotto il titolo di Nostra Signora di Montallegro. 70 anni fa i consiglieri votarono sì in maniera unanime. Oggi il Consiglio ha rievocato quella seduta solenne su proposta di Nadia Molinaris. Un segno di grande riconoscimento, di gratitudine verso la nostra patrona che si consolida, ripeto, di padre in figlio, di famiglia in famiglia e che ancora recentemente nella peraltro gravissima vicenda della mareggiata del 29-30 ottobre scorso, che ha portato purtroppo tantissimi danni, e però abbiamo avvertito la presenza protettrice della nostra patrona e grazie a Dio è proprio un miracolo, non ci sono state vittime. Questo gesto fu un po' anche per ringraziare la fine della guerra e ringraziare la Madonna che ci aveva preservato, quindi racchiudeva un giorno di festa in tutti i sensi. Era la prima seduta dell'Italia repubblicana, era finita la guerra e soprattutto si voleva dire grazie. Alla rievocazione erano presenti anche l'arciprete Don Stefano Curotto e il rettore del santuario di Montallegro Don Gianluca Trovato. Il Circolo della Pulce ha donato al comune la riproduzione di uno stemma realizzata in pizzo al tombolo. Lo stemma è stato consegnato dalle rappresentanti di generazioni diverse, una donna che ricorda quella seduta solenne di 70 anni fa ed una bambina. Abbiamo fatto fare uno stemma del comune in pizzo al tombolo, che è stato da quest'estate eseguito con 310 fuselli a filo unico, per racchiudere proprio all'interno di questa targa tutto: storia, cultura, tradizione e la bellezza delle nostre mani anche, che sanno lavorare. Il pizzo al tombolo è stato eseguito dalla scuola di tombolo di Fili Meravigliosi e direi nella persona di Michela Cucicea, che si è veramente dedicata con passione, anche perché è molto legata sia, diciamo, a quello che è la tradizione e sia al santuario.